c'è qualcuno che vuole contribuire al dibattito, quindi dando anche degli spunti, questo è il momento. Grazie. E non so se quello funziona, oppure quello lì, o anche quello là. Sì. Occupo indegnamente un podio, non era nelle mie intenzioni. Volevo dire semplicemente due cosine. La prima che ci siamo dimenticati in questo discorso molto bello che ho sentito da parte di tutti voi, ci siamo dimenticati forse di citare un antesignano della valorizzazione del siciliano, che è Tommaso Cannizzaro. Non l'ho sentito nominare, ma la traduzione della Divina Commedia di Tommaso Cannizzaro è un esempio da leggere nelle scuole. Ecco. Una seconda cosa che volevo dire. Mi è capitato di essere nella giuria di poeti e poetesse che scrivono in siciliano, e un appunto che ho dovuto fare ripetutamente e varie volte è questo: scrivono in siciliano traducendo dall'italiano, per cui il risultato non è un siciliano, ma è un italiano tradotto. Il siciliano ha un suo costrutto e bisogna pensare in siciliano per scrivere in siciliano. Cioè, se l'esempio tipo fessura e sciangazza, se io il termine fessura lo sicilianizzo dicendo fissura, non ho scritto in siciliano. Quindi tutti questi poeti che scrivono in siciliano dovrebbero prima pensare in siciliano, fare un costrutto in siciliano e poi scrivere in siciliano, altrimenti una traduzione dall'italiano non è siciliano. Basta. Grazie. Credo che ci sia un altro spunto. Tutti spunti preziosi che il dottor Aurelio Latorre penso che sta continuando a sentire, così poi ci avviamo alla conclusione. Sì. Io parlo in quota linguista dell'Ateneo del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di Messina. Io, insieme a De Angelis, che è stato citato prima, professore ordinario di linguistica, insieme alla collega Elvira Assenza, diciamo, ci sentiamo chiamati in causa rispetto a questo tema, visto che l'80% delle nostre pubblicazioni vertono sulle varietà siciliane, non solo quelle siciliane ma anche quelle di minoranza gallo-italica. Tra l'altro abbiamo ottenuto un finanziamento PNRR per studiare e valorizzare i gallo-italici di Sicilia, le colonie lombardo-sicule, che sono anche un problema nella questione, perché sono minoranze dentro una minoranza e non sono tutelate dalla 482 assieme a Tabarchino in Sardegna, che viene però tutelato dalla legge regionale sarda. Qualche spunto così di riflessione che mi sono appuntato sono stati tanti. Innanzitutto dignità del siciliano, capisco lo spirito con cui è stato detto, però nessuno, né linguisti né politici, nessuno dà dignità alle lingue. Le lingue storico-naturali hanno una loro dignità in re ipsa, cioè sono i parlanti semmai di quelle lingue che danno dignità alla propria lingua, e lo fanno tramite lo strumento della coscienza linguistica, delle categorie terraciniane, della fedeltà, quella che viene definita fedeltà linguistica, cioè sentimento che i parlanti stessi nutrono nei confronti della propria lingua madre. Su questo si può lavorare nell'orientare la coscienza linguistica dei parlanti, però se non viene dal basso poco si può fare. Per questo diciamo, tra le varie proposte che il Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, che da 80 anni lavora sulle varietà siciliane, tra l'altro il nostro presidente, il professore Ruffino, dialettologo di Palermo,
ha lavorato al tavolo tecnico per fare quella legge regionale. Mi permetto di dire che è scritta bene perché c'era lui, l'ha fatta scrivere lui, e da diversi anni, decenni, lavoriamo con le scuole per la formazione dei docenti. Abbiamo pubblicato anche diversi strumenti per la scuola e territorio che distribuiamo gratuitamente. Insomma, se andate sul sito, lo dico anche per gli insegnanti presenti, i dirigenti, se ci chiamate veniamo nelle scuole, organizziamo diverse iniziative. Diverse scuole già da diversi anni lavorano su questo, hanno prodotto tantissimo. Sostanzialmente la ratio, lo spirito che sta dietro il nostro lavoro è che appunto lavorare sulla coscienza linguistica dei parlanti. Qualcuno diceva l'uso, è l'uso che sì, è stato detto poco fa, è l'uso che fa la differenza. Quindi invogliare l'uso, e che significa creare le condizioni positive di atteggiamenti linguistici positivi dei parlanti stessi nei confronti della varietà, in questo caso di minoranza, perché obiettivamente tutte le lingue non nazionali, non ufficiali, sono in Europa di minoranza, e per questo vengono tutelate, almeno sulla carta. Un altro spunto riguarda il fatto che il siciliano appunto non sia parlato, sia in crisi. Allora, questa percezione, mi permetto di dilungarmi un attimo, sono temi su cui lavoro, insomma faccio di mestiere questo, questa percezione è molto radicata, ma negli ultimi anni si è rivelata poco fondata, perché le statistiche ci dicono che in realtà almeno il siciliano e vari altri dialetti italo-romanzi sono in realtà più parlati di quello che sembra. Questa percezione risale un po' a ciò che si è creato nel dopoguerra, la scuola dialettofobica, insomma tutto quello che sappiamo, le battaglie di Don Milani, di Tullio De Mauro. Però si è visto che a partire da quando si è diffuso l'italiano, paradossalmente, è aumentato l'interesse nei confronti dei dialetti, e quello che molti studiosi definiscono neodialettalità. C'è una neodialettalità diffusa, un favore nei confronti dei dialetti che non sappiamo dove ci porterà. Ovviamente un dialetto che cambia, cioè solo le lingue morte non cambiano. E se prendiamo il latino classico e il greco classico, sono lingue storicamente concluse, non cambiano. Ovviamente i dialetti cambiano perché cambia la cultura, non andiamo più a lavorare con l'aratro in campagna, quindi non sappiamo neanche tutte le componenti dell'aratro, ma questo è per forza di cose. Però si arricchisce di altro, si arricchisce della canzone dialettale, dell'arte, i rapper che compongono in dialetto. Insomma, c'è tutto un movimento che dobbiamo saper cogliere, perché altrimenti non vediamo le potenzialità del dialetto. Io lo continuo a chiamare dialetto perché per me non è una parolaccia. Dialetto è descrittivo, anzi alle persone piace che quella categoria sia chiamata dialetto, perché risponde a un'esigenza naturale dell'essere umano di creare dialettalità. Laddove c'è una lingua nazionale, una lingua di cultura, si creano sempre dialetti. Ce lo insegnano anche la grecità, no? Con i suoi vari dialetti. Quindi per me non è un'offesa, e continuo a chiamarlo dialetto perché risponde a quell'esigenza delle persone di avere una via di fuga rispetto a una lingua ufficiale. E forse è lì che si innesta la sopravvivenza dei dialetti in tutta Europa, delle lingue regionali. Ecco, qualche cosa che è stata detta così, siciliano che sia più antico dell'italiano. Capisco in che senso era detto, ma non è così, non è che ci sono lingue più antiche di altre, ci sono dei percorsi. L'italiano deriva dal toscano, il toscano a sua volta era innestato in una regione in cui c'era l'etrusco, cioè se andiamo così all'indietro, quindi questo è un altro luogo comune che va sfatato. Ecco, un'altra cosa che un po' mi lascia perplessa, perché poi facciamo agli altri quello che non vogliamo che sia fatto a noi. Quando definiamo il calabrese, il salentino, siciliano, dobbiamo stare attenti perché loro si possono offendere. Un calabrese che parla il calabrese vuole che il suo dialetto sia chiamato, riconosciuto come calabrese. E
capisco anche lì la ratio che c'è dietro, cioè che tutti questi dialetti, il siciliano, il calabrese meridionale e salentino, sono dialetti meridionali estremi che sono accomunati dalle stesse caratteristiche, vocalismo pentavocalico, eccetera, cioè dovuto al sostrato, al fatto che c'è stato un lungo, perdurante sostrato contatto col greco. Lo stesso è napoletano, se a un cosentino non puoi dire parli in napoletano che si offende, quindi anche lì dobbiamo rispettare le diversità e l'identità altrui. Altrimenti facciamo bullismo nei confronti delle... Vabbè, si è concluso, volevo... Sì, vabbè, avevo varie altre cose da dire, ma ci saranno altre occasioni. Io volevo solo dirle questo, così come ho già... Un applauso alla professoressa, certo. Così come ho già detto al professore Ruffino la settimana scorsa. Come? No, dico, così come ho già detto al professore Ruffino la settimana scorsa, questo evento, questa tavola rotonda, l'ho detto anche in apertura, è ovvio che non ha un taglio accademico e non è per i linguisti, no, assolutamente no, non aveva questa pretesa, non aveva questa ambizione. E dunque questa è la prima tappa di un percorso che vogliamo fare e sono convinto che la sinergia e i punti di contatto con i linguisti ci devono essere. Ciò che vogliamo fare adesso è un'altra cosa, quello di accendere i riflettori sulla necessità, come bene ha detto lei, di usarlo questo siciliano. Cioè evitiamo quel pregiudizio che non mi può negare che esiste, che se noi parliamo in dialetto veniamo considerati magari bestia, no? Non siamo acculturati. Questo pregiudizio c'è, esiste e si deve sconfiggere sicuramente con gli studi accademici, ma forse con i laboratori teatrali, forse con la stampa che organizza una rubrica in siciliano, la televisione privata che fa un'intervista alla settimana in siciliana, oppure in ogni famiglia si potrebbe fare qualche piccola cosa. Vi porto un esempio. Un caro amico mio, che tra l'altro è qui presente in prima fila, al matrimonio di sua figlia ha voluto lanciare un messaggio molto chiaro ed è un piccolo gesto, ma molto potente. Il menù del pranzo, della cena, del matrimonio di sua figlia era scritto in siciliano con i sottotitoli in italiano. Messaggio potente, messaggio chiaro, quella è la lingua portante e il sottotitolo in italiano. Per cui all'interno di ogni famiglia si potrebbero fare micro azioni per affermare la dignità della lingua siciliana, perché deve essere parlata, ma ne dobbiamo essere convinti tutti, non soltanto all'interno dell'università. L'università deve diventare un trampolino di lancio affinché la comunità la condivida. Questa è la mia personale opinione. Ora io darei la parola ad Aurelio Latorre. La parola ad Aurelio Latorre e poi se